Ciao a tutti, sono Alice. Mi sono rotta di vedere sempre gli adulti registrare le ricette. Loro sanno sempre tutto. Quindi ho chiesto ad alcuni miei amici di inviarmi dei video delle loro ricette tipiche. Oggi andiamo a Jesolo da Giada e Alberto. Siamo davvero fortunati. Perché? Semplice, le altre scuole hanno bisogno di qualcuno che gli prepari le ricette. Noi siamo una scuola alberghiera, possiamo fare tutto da soli. È un bel vantaggio. Andiamo a vedere che cosa stanno combinando in cucina. Tu cosa vuoi fare? Risotto di pesce. Tu invece? Risotto con le Ma no, ma cosa risotto di seppe? Ma parli tu! Che cosa fai il risotto? Non vanno bene nessuno dei due, secondo Come me. non vanno bene? Per me Wow, no. wow, 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 wow. C'è qualche problema? Nessun problema, decido io. Faremo risotto con le seppie. Ma non scherziamo. Facciamo il rombo con le patate. Non ci penso proprio, dobbiamo fare risotto di pesce. Ma non avevi detto che eravamo fortunati? Certo, ma mi sono dimenticata che i cuochi non sono mai d'accordo tra di loro. Facciamo così. Farete le sardi in saor. Sì, ma non abbiamo le sardine. Ve le procuriamo noi. Voi pensate a preparare gli altri ingredienti. Andiamo. Francesco, devi andare a prendere le sardine freschissime. Ok, mi farò aiutare dai protagonisti del film, Nicolas e Giorgia. Vado! Sentite, abbiamo un problema. Dobbiamo recuperare le sardine per le... Sardine in Saur. Bravo, Giorgio e Luigino vi aspettano. Vai! Andiamo. Buongiorno Giorgio, com'è andata la pesca? Buongiorno. Sì, va abbastanza bene questa mattina. E avete anche le sardine per noi? Abbiamo anche le sardine per voi. Perfetto. Missione compiuta! Fammi vedere. Perfetto! Ecco le nostre belle sardine. Per fare le sardine in sauro ci servono le sardine che lo chef ci ha procurato. E poi le cipolle, la farina, l'olio per friggere, il sale, il pepe, l'uvetta, i pinoli, l'aceto e l'olio d'oliva. Cominciamo, tagliamo le cipolle a julienne. Nel frattempo ho pulito le sarde, adesso le infarino e subito le friggo. Adesso prepariamo il sour. Andrea, scalda la padella. Metti un filo d'olio, versa le cipolle, aggiungi l'acqua per appassire, salare, pepare e poi attendi, irrora con aceto e infine metti pinoli e uvetta. E dopo 24 ore in frigorifero il piatto è pronto. Caro collega, ho proprio avuto una bella idea, fare le sarde in sauro. Ci vediamo presto con altre ricette di Alice. Ah, dimenticavo, mettete un like sulle ricette di Alice.